Attualmente noi, stando ai dati, verifichiamo che nelle regioni a statuto speciale viene speso di più da parte dei comuni per i cittadini più anziani. Allora, interveniamo perché ci sia uniformità, non si vuole questo attraverso l'introduzione dei LEP, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni. Bene, attraverso l'autonomia differenziata si può arrivare anche a questo. Questa è la proposta a provocazione della vicepresidente dell'Associazione Comuni Veneti all'incontro organizzato dai pensionati della CIA regionale sullo stato delle prestazioni sociali fornite agli anziani dalle amministrazioni comunali. Un dibattito partito dallo studio del Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, iniziato da un questionario inviato dall'Associazione degli Agricoltori ai 563 comuni del Veneto, che ha fotografato una popolazione sempre più anziana. Secondo lei entro il 2030 è vero che un terzo della popolazione veneta sarà over 65? Sì, queste sono le proiezioni ufficiali da Istat. Se si va a vedere chi sono questi ultra 65enni che vivono soli, la maggior parte sono donne che hanno caratteristiche diverse dagli uomini, perché una ampia letteratura fa notare come arrivino alla età anziana con risorse economiche più basse e anche con caratteristiche di salute diverse rispetto a quelle degli uomini, quindi anche i servizi dovrebbero essere indirizzati verso necessità diverse dell'utenza. Offerta di servizi già ora in difficoltà rispetto alla richiesta e con profonde differenze tra territori. I comuni più piccoli fanno più fatica ad offrire servizi socio-assistenziali e il secondo risultato che è emerso è che è fondamentale per appunto garantire una maggiore offerta di questi servizi la collaborazione dei comuni con le associazioni di volontariato. Dati particolarmente allarmanti per i comuni del Polesine e del Bellunese, dove la mancanza di servizi porterà sempre più allo spopolamento di piccoli centri e della montagna. Occorrono quindi risorse per il sociale, ma per gli agricoltori di CIA anche occasioni di reddito per gli anziani ancora attivi, magari reintroducendo i voucher. Attraverso uno strumento come la Galvacea, che è uno strumento molto semplice, molto, pronto all'utilizzo, invece si è fatta una scelta diversa e abbiamo visto che anche questa parte del lavoro oggi non viene impiegata e se viene impiegata non ha tutele perché spesso viene impiegata in maniera non corretta.